Oggi parleremo delle origini della filosofia occidentale. La nascita della filosofia occidentale non è stata semplicemente l'invenzione di una nuova disciplina, ma una vera e propria rivoluzione dello sguardo. Tradizionalmente questo inizio viene collocato nelle colonie greche dell'Asia Minore intorno al VI secolo a.C. e segna il passaggio cruciale dal mitos al logos. Aristotele sosteneva che la filosofia nasce dal meravigliarsi di fronte ai fenomeni della natura, quali le stagioni, il moto degli astri, la vita, la morte. L'essere umano, insomma, ha smesso di accontentarsi delle spiegazioni narrative e religiose. Se il mito personificava le forze naturali, come per esempio il fulmine come ira di Zeus, il primo filosofo cerca una causa naturale e razionale. Tutto questo si concentra intorno ad un principio, il principio dell'archè. I primi filosofi si dedicano a questo argomento. Il cuore pulsante dei primi pensatori, i cosiddetti presocratici o fisici, proprio perché si preoccupavano di indagare sulla natura, era appunto la ricerca dell'archè, ovvero sia il principio primo, la sostanza primordiale da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna. Secondo Talete, questo principio, l'archè, è l'acqua. Secondo Anassimandro invece sarebbe l'infinito o apeiron, mentre Anassimene lo individuava nell'aria. Al di là delle singole risposte, ciò che conta è la domanda, ovvero sia, per la prima volta si ipotizzò che, sotto la caotica varietà del mondo visibile, esistesse un ordine unitario e comprensibile alla ragione umana. Le origini della filosofia sono inseparabili dal contesto politico della Grecia antica. La nascita della polis, cioè la città-stato, portò con sé la necessità del dibattito pubblico e del confronto di idee. La verità non era più un dogma calato dall'alto, da un re oppure da un sacerdote. La verità divenne il risultato di una discussione razionale in piazza, l'agorà. La filosofia, insomma, costituiva il passaggio dall'oscurità del dogma alla luce della critica. Non accetta nulla per scontato, ma sottopone ogni certezza al tribunale della ragione. In sintesi, le origini della filosofia occidentale non ci hanno lasciato solo teorie, ma un metodo, cioè l'idea che il mondo sia un cosmos, cioè un tutto ordinato e non un caos, e che noi attraverso il pensiero critico abbiamo il diritto e il dovere di interrogarlo. Grazie.